Oggi andiamo alla scoperta del fiume, un sistema complesso che garantisce una quantità di servizi ecosistemici, dalla difesa del suolo e la sicurezza idraulica all'approvvigionamento idrico per l'agricoltura, la zootecnia e gli usi civili. Non di meno, il fiume è sempre stato un importante elemento paesaggistico e culturale e una fondamentale via di comunicazione, per i commerci tipicamente, ma oggi sempre più importante per il turismo. Ma perché proprio in Veneto? Beh, il Veneto è caratterizzato da un'elevatissima concentrazione di fiumi. La nostra ricchezza però non sta solo nella quantità, ma anche nella diversità. In Veneto infatti possiamo trovare torrenti e canyon in area montana, possiamo trovare fiumi di risorgiva e canali minori che poi si mettono in laguna. Ecco, proprio per questo motivo il Veneto è la regione perfetta per il turismo fluviale. Ma nel concreto cosa si può fare? Se siamo su un fiume di risorgiva tranquillo come questo, possiamo fare chilometri in kayak. Se l'acqua invece è un po' più mossa, ci si può divertire con il rafting. Se ti piace esplorare luoghi ancora più avventurosi, il canyoning fa per te. Oppure centinaia di chilometri di argini da pedalare con la gravel o con la mountain bike. Ok, sì, non devi per forza fare fatica. Ci sono molti altri modi per scoprire questo straordinario ecosistema. Ci sono tantissime attività che si possono fare per godersi il fiume senza fare fatica. Attraverso la navigazione lenta, ad esempio, si può noleggiare una barca elettrica, come questa, oppure una houseboat dove si può dormire e mangiare sul fiume per diversi giorni. È bello anche esplorare il fiume attraverso gli argini, attraverso passeggiate o giri in bicicletta, oppure scoprire l'ambiente attraverso attività di birdwatching. La cosa più importante che bisogna ricordarsi in tutte queste attività è il rispetto verso l'ambiente fluviale. Ma questo come funziona? Come si può fare? Oggi dobbiamo cominciare a capire e a riflettere meglio il significato di connettività ecologica. Dobbiamo capire la multidimensionalità del fiume, che è fatto di acqua, ma anche di bioma, di sedimento e di deflusso. Ma è anche importante capire che tutte le persone che vivono intorno al fiume in qualche modo possono influenzare lo stato di questo sistema. E così l'ambiente del fiume rispecchia la comunità che vive intorno ad esso. Oggi il turismo fluviale può giocare ancora un ruolo importante per l'economia di queste comunità. Infatti esplorare i territori bagnati dal fiume è emozionante tanto quanto esplorare il fiume stesso. Scoprire le tradizioni, la cultura attraverso le sagre, i prodotti gastronomici, ma anche visitare ville, musei, mulini è arricchente per chi li visita, ma anche per chi li vive. Sì, dai. Però adesso andiamo a scoprire questi fiumi del Veneto.